Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante dallo stile moderno. Dalle 6 del mattino la tua colazione è dolce o salata e anche senza glutine. Caffè Noir, in centro a Tortolì. Momento aperitivo. I fantastici cocktail sono accompagnati da originali stuzzicherie create apposta per te. E la sera, il freddo d'inverno non è più un problema. L'elegante Deor riscaldato farà la tua serata intrigante con le migliori selezioni di gin, rum, vodka, tequila e whisky provenienti da tutto il mondo. Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Con l'arrivo della primavera, le giornate si allungano, il sole risplende e i tuoi capelli si illuminano di una nuova luce. Da Amy Beauty Hair, la bella stagione inizia con la nanoplastia, il trattamento bio per un liscio naturale fatto da olio d'oliva per dare la lucentezza, bacche di acai per nutrire dalla radice, olio di argan per capelli morbidi. Fissa subito il tuo appuntamento allo 0782 623 684 e avrai uno sconto del 20%. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì. Ancora buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovate il secondo appuntamento della mattina con Stella di Cecche con il nostro notiziario e le news dall'Ogliastra. Partiamo dalla costa di Baunei perché viene confermata anche quest'anno il numero chiuso per proteggere la Costa Paradiso, il mare più bello d'Italia. È stato più volte definito da Golorizze a Calaluna, quindi numero chiuso. Nei giorni scorsi la giunta regionale ha approvato le misure di conservazione per 89 zone speciali e per 4 siti di interesse comunitario. Si invitano i comuni della coste sarde a osservare strettamente le misure necessarie per ottemperare agli obblighi istituiti dalla direttiva Habitat per i siti di interesse comunitario. Tra le misure adottate ve ne sono alcune che ci riguardano direttamente, con particolare riferimento alla costa, spiega il sindaco di Baunei Stefano Monni, che impongono infatti di adottare particolari misure che rendano efficace il rispetto dei numeri massimi di presenze consentiti nel nostro regolamento comunale. A Cala Golorizze il numero chiuso sono 250 persone, Cala dei Gabbiani 300, Cala Mariolo 700, Cala Biriala 300, Cala Luna 900. Il comune di Baunei garantirà il rispetto del carico antropico nel proprio territorio ai fini di una gestione sostenibile e ottimale degli habitat attraverso l'implementazione di un sistema di prenotazione degli accessi e monitoraggio dei flussi, mentre per Cala Luna, che è una spiaggia condivisa tra i comuni di Baunei ed Orgali, i due dovranno garantire il rispetto del carico antropico attraverso un sistema condiviso di prenotazione degli accessi appunto per Cala Luna. Per Cala Golorizze invece verrà riproposto il sistema di prenotazione in vigore ormai da anni per Cala dei Gabbiani, Mariolo e Biriala. Spiega il sindaco Stefano Monni: ci stiamo attivando affinché entro l'inizio della prossima stagione sia operativo un sistema di prenotazione e monitoraggio dei flussi. Per quanto riguarda Cala Luna invece confidiamo nel buon esito della collaborazione con il comune di Dorgali per individuare entro l'inizio della stagione un sistema condiviso di prenotazione degli accessi. Il sindaco Moni ringrazia anche la giunta regionale e l'assessore della
difesa dell'ambiente Laconi. Queste disposizioni sposano in pieno un principio per noi da tempo irrinunciabile e non negoziabile: la tutela e la salvaguardia del nostro patrimonio ambientale. Sentiamo e abbiamo il dovere, prima che il diritto, di preservare il nostro territorio, anche ricordando le parole utilizzate da Fulco Pratesi, che nella guida Natura Sardegna ha descritto così la costa di Baunei: forse non c'è altrove nel nostro paese un arco di costa così ampio e sconosciuto, 40 km di bastioni e falesi e calcare, appena interrotti qua e là da poche calette, probabilmente il più bel tratto del litorale italiano in senso assoluto e senza ombra di dubbio il più aspro e selvaggio. Un paradiso quindi da proteggere, e il numero chiuso è sicuramente una misura utile. Andiamo avanti, ora passiamo a Barisardo: 7 milioni di euro per dare una svolta green al paese, la somma degli investimenti in opere pubbliche recentemente approvata dall'amministrazione guidata da Ivan Mameli. Via libera 2 progetti esecutivi immediatamente cantierabili per riqualificare l'ex depuratore. Nell'area di una superficie di 1500 metri quadri si prevede la realizzazione di parcheggi, aree pedonali e zone bike sharing. Un progetto da 4 milioni invece per la messa in sicurezza della via mare con percorsi ciclopedonali, nuove aree parcheggi, aree verdi e percorsi in sicurezza per collegare la via mare al centro, e ancora la riqualificazione del corso Vittorio Emanuele con il collegamento con una pista ciclopedonale sino alla cattedrale, con un intervento di riqualificazione energetica finanziato dalla regione. Anche per questo intervento è stato redatto un progetto esecutivo per un importo di circa 1 milione di euro per il rifacimento dello storico corso Vittorio, piazza Giovanni e Sa Staria. Per tutte queste opere pubbliche del valore di 7 milioni di euro il Comune ha partecipato a un bando della Commissione europea. Passiamo ora a Tortolì. In comune è attivo lo sportello di facilitazione digitale, un servizio gratuito pensato per offrire supporto nell'uso dei principali strumenti e servizi digitali. Lo sportello, attivato grazie al progetto del Plus Ogliastra con il comune di Tortolì ente capofila, ha l'obiettivo di accompagnare cittadini residenti in Ogliastra nell'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione e nell'uso delle tecnologie digitali. Presso la sede di via Vittorio Emanuele, nei locali della biblioteca comunale, è possibile ricevere assistenza per l'attivazione dello SPID o della carta d'identità elettronica, ma anche per i pagamenti digitali, per l'uso delle app istituzionali, le prenotazioni sanitarie online e tanto altro. Il servizio è disponibile ogni lunedì e mercoledì dalle 9:30 alle 13, giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18. Andiamo avanti, alla scoperta dell'Ogliastra, un affascinante connubio tra natura e testimonianze archeologiche millenarie. La gita in Ogliastra, organizzata per il 6 aprile dalla Federazione Anziani Pensionati delle ACLI provinciali di Cagliari, è un'occasione unica per immergersi nelle meraviglie del bosco di Santa Barbara e nei tesori archeologici di Sarcu e Sforros e Sacarcaredda. L'attività si inserisce nell'azione sociale dell'associazione, volta a promuovere e incoraggiare esperienze aggregative in grado di contribuire al mantenimento di una vita attiva per gli anziani. Il programma prevede la partenza in bus da Decimomannu e Sesto, in mattinata prevista la visita al bosco di Santa Barbara e in seguito poi ai siti archeologici. Chiudiamo con un evento. Dal 12 aprile gli spazi del Camuc e della Stazione dell'Arte di Ulassai ospiteranno una mostra sorprendente, le opere di Jean Miro, uno dei più grandi esponenti del surrealismo, tra opere grafiche, pitture, arazzi e pezzi unici provenienti dalla collezione della Fundació d'Arte Serra di Palma de Mallorca. Dialogheranno con una selezione di opere di Maria Lai, artista capace di intrecciare tradizione e memoria in un linguaggio visivo unico. I contenuti della mostra saranno illustrati dai curatori Marco Peri, storico dell'arte, Lola Duran Ucar, storica dell'arte, curatrice critica d'arte, e Floriana Piras, vicepresidente della Fondazione Stazione dell'Arte, nel corso di una conferenza stampa che si terrà a Cagliari giovedì 3 aprile alle 10.
Questa l'ultima notizia del nostro notiziario. Vi do appuntamento come sempre a domani mattina con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito, grazie alla regia di Roberta Loi.